Notte di Natale con Morricone, ma soprattutto Notte di Natale con Morricone con l'orchestra a fiati della Filarmonica Bassanese, diretta dal maestro Davide Pauletto con l'intensa voce solista di Marta Bonato, per una serata decisamente fuori dall'ordinario. Un teatro Quirino de Giorgio gremito all'inverosimile ha fatto da cornice al concerto natalizio che ha unito note e solidarietà grazie alle straordinarie colonne sonore di Ennio Morricone. Alla serata, condotta da Ida De Poli, ha partecipato anche il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, ma c'era anche la responsabile della delegazione di Padova della Fondazione Veronesi, Elisa Drago, che ha sottolineato l'importanza della ricerca scientifica sui tumori femminili. Il ricavato della serata sarà infatti destinato proprio alla ricerca, mentre ai partecipanti resterà nel cuore la musica immortale di Morricone e lo spirito natalizio di questo evento.